Gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto un 24enne profugo nigeriano per detenzione e spaccio di cocaina. Lo straniero, richiedente asilo, si era costruito un laboratorio per il taglio della cocaina in una casa abbandonata a Monigo. L'operazione della polizia è riuscita grazie ad una segnalazione di un residente. In questo caso infatti c'era stato segnalato da parte di un residente della zona della Ghirada che all'interno di un'abitazione ormai disabitata vi era un notevole via vai da parte di un soggetto extracomunitario nelle ultime 2 settimane. Giunti sul posto, gli agenti della squadra volanti hanno scoperto un laboratorio della droga in un box di legno ricavato al fianco di un'abitazione abbandonata alla Ghirada. Nel casolare c'era tutto il materiale necessario al taglio della droga, bilancini, involucri e sostanze da taglio. Durante il sopralluogo, gli uomini delle volanti hanno notato che il profugo stava entrando nella casa dopo aver scavalcato la recinzione. Raggiunto da un poliziotto, l'uomo era in un primo momento riuscito a liberarsi. La fuga però è durata poco, grazie all'intervento di altre pattuglie giunte sul posto, che sono riuscite a bloccarlo dopo una violenta colluttazione. All'interno di uno zaino che il giovane aveva sotto il giubbotto, gli agenti hanno rinvenuto 97 dosi di cocaina già pronte per lo smercio e degli ovuli interi di sostanza purissima. Si procederà ora all'espulsione. L'ufficio immigrazione della questura di Treviso valuterà ovviamente quelli che sono i provvedimenti amministrativi da adottare.